Il terzino madrileno conclude la sua avventura al Girona e si prepara ad affrontare una nuova sfida con il Napoli. Il futuro di Miguel Gutiérrez è ormai tinto di azzurro. Il laterale sinistro del Girona si trova già in Italia per definire gli ultimi dettagli del trasferimento al club partenopeo, con cui firmerà ufficialmente nelle prossime ore, dopo aver superato gli ultimi ostacoli burocratici che avevano rallentato l'operazione. Il trasferimento si chiude per una cifra di 18 milioni di euro più 2 di bonus, con il Real Madrid che incasserà il 50% dell'importo totale. Miguel è arrivato lunedì mattina per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i campioni in carica della Serie A, mettendo così fine alla sua esperienza a Montilivi dopo 2 stagioni in cui è diventato un elemento fondamentale nello schema di Mikel Sanchez. La sua partenza lascia un vuoto significativo sulla fascia sinistra e la dirigenza sportiva è già al lavoro per trovare un sostituto all'altezza. Miguel, ormai recuperato dall'infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto fuori a inizio stagione, è pronto a compiere un salto di qualità nella sua carriera. A Napoli avrà l'opportunità di giocare sia in Serie A che in Champions League, palcoscenici ideali per dimostrare la crescita e la maturità raggiunte durante il suo percorso in Catalogna. Nell'ultima partita di campionato non era stato convocato, ma si è comunque fatto vedere sugli spalti di Montilivi insieme agli altri esclusi, un gesto che ha sottolineato il suo impegno verso il Girona e l'affetto per i tifosi che lo hanno visto crescere fino a diventare uno dei migliori giovani terzini del campionato. Con il suo approdo al Napoli, Miguel apre una nuova fase piena di sfide e responsabilità, all'interno di un progetto ambizioso. Il Girona, dal canto suo, si trova ora nella necessità urgente di rinforzare la corsia sinistra per mantenere l'equilibrio di una rosa che punta a competere ai massimi livelli fin dall'inizio della stagione. Il trasferimento di Miguel Gutiérrez rappresenta anche un importante passo strategico per il Napoli, che da tempo cercava un rinforzo di qualità per la fascia sinistra. Il club partenopeo ha individuato nel giovane spagnolo il profilo ideale per garantire profondità, tecnica e solidità difensiva, caratteristiche che hanno contraddistinto il suo rendimento nella Liga. La sua capacità di inserirsi in attacco, unita a una buona visione di gioco, si sposa perfettamente con il sistema tattico del nuovo allenatore azzurro. Dalla sua parte, Miguel arriva con grande entusiasmo e determinazione, consapevole delle aspettative che un club come il Napoli comporta. Indossare la maglia azzurra significa entrare in una piazza esigente e passionale, ma anche avere l'opportunità di crescere in un contesto competitivo e ambizioso. Il calciatore madrileno ha già espresso il suo desiderio di integrarsi al più presto nel gruppo e di imparare dai compagni più esperti. L'inserimento nel campionato italiano rappresenta per lui una sfida sul piano tattico, dato che la Serie A è notoriamente una competizione molto esigente sotto il profilo difensivo. Tuttavia, le sue prestazioni in Spagna dimostrano che ha le qualità necessarie per adattarsi rapidamente. L'esperienza europea che vivrà con il Napoli, in particolare in Champions League, sarà determinante per il suo sviluppo personale e professionale. Intanto, al Girona si apre una nuova fase di ricostruzione. La cessione di uno dei suoi elementi chiave obbliga la società catalana a intervenire prontamente sul mercato per non compromettere l'equilibrio del gruppo. Il club ha già attivato vari contatti e potrebbe annunciare un nuovo terzino nei prossimi giorni, cercando un profilo che possa garantire continuità al progetto tecnico avviato da Mikel. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.